Facci 1 per il Matera, passa sul difficile campo di Formia con un magistrale gol di Januale. Perde la San Giuseppese nello scontro con la capolista Juve Stabia e sempre in Campania il Leonzio cede sul campo di Torre Annunziata. Leonzio sempre secondo in classifica, ma ora con un solo punto di vantaggio sui biancoazzurri, e questo a 4 giornate dal termine e con un calendario più favorevole per gli uomini di Conticchio. La gara sul campo laziale è stata condotta nel migliore dei modi dai lucani. Maglie strette nei reparti difensivi, centrocampisti a fare da filtro sulla tre quarti e infine agilità nel contropiede. Un Matera concentrato, essenziale, consapevole di essere a un bivio del suo campionato. Ha dovuto subire nel finale la pressione dei padroni di casa, inevitabile da parte di una squadra decisa a pareggiare il gol di Januale in virtù di mezzi atletici e tecnici non indifferenti. Una vittoria quindi che acquista ancora maggiore rilievo e che è scaturita, dato questo non trascurabile, da una condizione fisica ottimale. E questo non è poco, in vista delle ultime 4 gare che vedranno i biancoazzurri al 21 settembre con Astrea e Bisceglie, 2 avversari abbordabili, e in trasferta a Catanzaro e Molfetta. Terza posizione a un